È scattata oggi la 14ª edizione del campionato europeo di calcio per nazioni, in programma fino al 1° luglio prossimo in Polonia e Ucraina. Grande attesa nel bel paese in vista del debutto, domenica alle ore 18, degli azzurri, impegnati allo stadio di Danzica contro i campioni in carica ai mondiali della Spagna. La nostra nazionale, la storia ce lo insegna, quando parte tra lo scetticismo generale, il risultato l'ha sempre portato a casa. Va detto che abbiamo un conto aperto con l'europeo rispetto al mondiale, la competizione continentale ha dato più amarezze che gioia ai nostri colori. L'Italia in 14 edizioni ha ottenuto l'unico titolo nel 1968, quando a Roma battemmo l'allora Jugoslavia nella doppia finale con le reti di Gigi Riva e Pietro Anastasi. Poi un secondo posto che grida vendetta nel 2000 con la finale di Rotterdam, gettata alle ortiche a 35 secondi dal triplice fischio finale. Una meteora chiamata Will Tord ci costrinse al supplementare, poi Trezeguet spense le danze consegnando il trofeo alla Francia. Terzo posto nell'88 nell'allora Germania Ovest. Nel 1980, quello giocato in casa, il primo con la nuova formula, è in pieno totonero, quarto posto. Nel 96 in Inghilterra fuori al primo turno, causa gli esperimenti poco felici del CT dell'epoca Arrigo Sacchi. Nelle altre edizioni manco qualificate alla fase finale. Ma torniamo al nostro girone. Se la Spagna è ancora la favorita, la Croazia non è quella dei Šuker, Boban e Prosinecki, ma per questo mai abbassare la guardia quando giochi con le ex jugoslave. Infine l'Irlanda, una squadra giovane guidata da uno che ha 7 vite come i gatti, Giovanni Trapattoni, un 72enne con la voglia di un ragazzino, capace di stupire il mondo con il suo credo calcistico e la sua verve da evergreen unico. Speriamo che non sia proprio quella vecchia volpe del trap, magari estraendo dal cappello magico lo strunz di turno a farci spegnere sul nascere i propositi di vittoria. Fiato alle trombe, che lo spettacolo abbia inizio.